63 ettari per non andare più sott'acqua. Inaugurato il bacino di Viale Diaz, un'opera strategica che insieme alle strutture di Caldogno e Orolo salveranno la città e il territorio da oltre 6 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua. È un altro tassello per mettere in sicurezza Vicenza, la mette in sicurezza sul Bacchiglione. Tutti sappiamo, perché l'abbiamo visto in quelle notti così difficili alla fine di febbraio, che la grande preoccupazione ora è rivolta al Retrone, dove invece servono ancora opere perché la città lì non è in sicurezza. Attenzione quindi ora rivolta al Retrone, fiume al momento sguarnito ma con un progetto della regione di difesa idraulica già pronto. Gli interventi possibili sono due: da un lato è importantissimo chiedere a RFI, ad Iricav, a chi di fatto realizzerà l'alta velocità, di anticipare un progetto che c'è già nel secondo lotto costruttivo, ed è un bacino di laminazione sull'Onte, che è un affluente del Retrone. Lì è possibile, non soltanto è possibile, è già progettato e pensato di fare un bacino di laminazione, però serve anticiparlo, serve metterlo nel primo lotto costruttivo, serve metterlo in campo già da questo autunno, perché non c'è un minuto da perdere per mettere in sicurezza la città. E tra nuovi progetti, al via anche l'ampliamento del bacino di Montebello Vicentino. A Montebello siamo appena partiti, è previsto di più che raddoppiarlo, arriviamo a 8,8 milioni di metri cubi di acqua invasabili. Anche quello non funziona singolarmente ma in serie con altri bacini di laminazione. Se non abbiamo intoppi, insomma, nel giro di 2 o 3 anni dovremmo aver realizzato l'opera. Bacino di laminazione, quello di Viale Diaz, previsto dalla Regione già nel 2011, ad un anno dalla tragica esondazione, 235 comuni alluvionati e oltre 10.000 tra famiglie e imprese sott'acqua, e 14 anni dopo una mappatura di sicurezza idrica in tutto il territorio. E io da commissario nominato già nel 2010 ho dato vita a questo piano Marshall da 2 miliardi e 7 e gli interventi all'interno di questo piano prevedevano anche 23 bacini, che è esattamente quelli che abbiamo sostanzialmente tutti realizzati o sono in cantiere alcuni. E questo ci dimostra che le casse di laminazione, i bacini di laminazione sono assolutamente utili per salvare la vita dei cittadini e per evitare danni.